Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Il gruppo Ferrovie dello Stato, tramite una nota, fa sapere che attraverso la sua società Rete Ferroviaria Italiana ha ottenuto nuove risorse pari a 3,4 miliardi di euro per il completamento della linea ferroviaria veloce tra Palermo e Catania. Questa somma si aggiunge al miliardo e 400 milioni già destinati dal PNRR e rafforza il processo di modernizzazione della rete ferroviaria siciliana, su cui il gruppo, si legge, sta investendo circa 21 miliardi fino al 2030. Andiamo adesso a Palermo, dove centinaia di precari Covid hanno deciso di protestare davanti a Palazzo dei Normanni, sede dell'Assemblea regionale siciliana. I manifestanti chiedono la proroga dei contratti scaduti a fine febbraio e la stabilizzazione dei loro posti di lavoro. Nonostante l'approvazione del decreto mille proroghe, con cui il Parlamento ha stabilito una norma che permette la stabilizzazione del personale che ha lavorato durante l'emergenza Covid, infatti l'assessore regionale alla sanità Giovanna Volo ha deciso di non rinnovare i contratti degli operatori. I carabinieri della compagnia di Messina Sud e del NAS di Catania hanno effettuato un controllo su un laboratorio odontotecnico nella zona ionica nell'ambito dei servizi finalizzati a contrastare l'esercizio abusivo delle professioni sanitarie. Durante l'ispezione sono state riscontrate diverse carenze igienico-sanitarie come scrostature, muffe sulle pareti e sporco sulle attrezzature di lavoro che avrebbero potuto causare possibili contaminazioni. Il laboratorio aveva inoltre iniziato a operare senza l'autorizzazione per la conduzione di attività sanitarie. Il centro è stato temporaneamente chiuso e il proprietario segnalato all'autorità sanitaria. Brutale aggressione nei confronti del parroco del Duomo di Giarre in provincia di Catania. Questa mattina Don Antonino Russo è rimasto vittima della violenza di un uomo di 40 anni, probabilmente un tossicodipendente. Quest'ultimo si sarebbe presentato nell'ufficio del prete domandandogli del denaro. Il prete ha rifiutato la richiesta offrendogli un pasto. La risposta di Don Russo ha fatto infuriare l'uomo, che lo avrebbe aggredito con calci e pugni prima di rompere un vetro della sagrestia. Fortunatamente sono intervenuti i carabinieri che hanno fermato l'aggressione in atto. Don Russo ha riportato delle ferite alla gamba. Ed è tutto per questa edizione. Il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 20.